Buonasera dall'Alicauli di Piana degli Albanesi per il ritorno di Coppa Italia degli ottavi di finale tra San Giorgio Piana e Casteltermini. Ricordiamo che l'andata era finita 2-0. Duro e Ciancimino stanno lottando dove siamo alla tre quarti. Jack Serio, grande fida di Jack Serio che se ne va al suo diretto avversario. Jack Serio guadagna il fondo, la mette in mezzo dove c'è Ciccio Gallo, dove c'era Gallo, è arrivato Ciccio Gallo. Può puntare l'aria il numero 10 avversario, allarga verso il terzino sinistro il numero 3 che prova direttamente il tiro, fuori, alto, nessun problema per Belmonte. Duro che alza la testa, guarda in avanti, c'è Ciccio Gallo, palla per Gallo, Gallo che può puntare il numero 3 avversario, si accenta, entra dentro il campo, ci prova, Gallo, era stata buona la sua idea entrare dentro il campo e provarci col suo sinistro. C'è il numero 2, scodella la palla in aria dove c'è il 9 che colpisce di testa, bellissimo questo colpo di testa e qui è stato un vero rischio, può correre verso la nostra area di rigore, il numero 2 si appoggia al numero 9, scambio bellissimo tra il 2 e il 9, vediamo che il 10 alimenta l'azione, ci prova da lontanissimo il 10, dal limite dell'aria il numero 10 del Casteltermini aveva provato questo tiro, giocano i nostri il primo pallone della ripresa, Davide Cariotto per Cuccia per Tricoli che parte dietro per Rubino, penso che non ci sia stato ad occhio nessun cambio nelle due formazioni. Attenzione, partiamo però malissimo, 5 avversario, che parata di Belmonte, di testa poi spazza Serio contro 2, la stoppa Jack Serio, può puntare l'aria avversaria, salta il primo, salta anche il secondo, Jack Serio, gol di Jack Serio, il secondo minuto della ripresa. Jack Serio sulla ripartenza da calcio d'angolo come Polli. Jack Serio qua. Esce male Rubino sul difensore. Palla per il numero 22 che fronteggia Belmonte. Ci può provare il numero 22 ancora una volta Belmonte. Bel duetto tra 8 e 7. Bravissimo questo appello del 10 per il numero 2 che può puntare Fabrizio Montone. Vediamo se sceglie. Lo salta. Fabrizio Montone la mette in mezzo. Rubino contrastato. Il Casteltermini col numero 5. Che bello, bella palla per il numero 15 che arriva in aria, ma ancora una volta Cristian Belmonte ci mette una pezza. Punizione per noi affidato al magico piedino di Jack Serio che ci può provare dalla distanza, anzi ci vuole provare, ci prova Jack Serio, la palla non scende abbastanza. Attenzione, palla in aria del numero 15 che stavolta se lo mangia, che era stato un cross. Mamma mia, il numero 17, ospite. Se la sa, ci può provare. Attenzione il numero 3, la mette in aria, dove arriva ancora Belmonte a evitare il pareggio. Ancora una volta Belmonte è stato fondamentale a evitare a Casteltermini il pareggio, ma è un triplice fischio qui al comunale Alicauli. Il Casteltermini gioca bene, ma il San Giorgio Piana è più solido, più forte e si guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Sicilia. Dall'Alicauli è tutto.